Biancare quei centri neri laggiù. Anche una medaglia. Sempre in zona medaglia Corinne Niogré, che potrebbe addirittura essere oro. Potrebbe proprio essere oro. Si attarda un attimino a sistemare e va, si lancia come una furia. Ha sistemato per un attimo la carabina sulle sue spalle e va velocissima, è in testa Corinne Niogré. Un errore, un minuto a 1 chilometro e qualcosa di più al traguardo, ha guadagnato qualcosa. Eccola qui Corinne Niogré per l'oro, va per l'oro tranquillamente la francese. Grande prestazione, si attendeva Embryon per la medaglia d'oro ed ecco spuntare dal cilindro Corinne Niogré, che comunque non è una sconosciuta, certo. Medaglia d'oro Francia, medaglia d'argento Germania e forse qualcosa potrebbe ancora cambiare, ma non per l'oro. Corinne Niogré va per la medaglia d'oro e la conquista con un vantaggio di 12 secondi e 4. Nel finale Uschi Dissel è riuscita a guadagnare qualcosa, un gran finale davvero.